Sono circa 1 migliaio i lavoratori stagionali che torneranno negli appezzamenti agricoli della provincia di Padova con l'apertura delle frontiere della Comunità Europea senza obbligo di quarantena. La stima fatta dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltura, una prima risposta concreta al bisogno di manodopera delle aziende agricole locali, alle prese con i raccolti e la vendemmia, in attesa però dell'apporto più massiccio degli stagionali stranieri extracomunitari. Vi è la necessità però, e questo lo avremo sicuramente con l'attività della vendemmia, ma anche con l'attività della raccolta dei prodotti frutticoli, la necessità di avere anche la possibilità di utilizzare manodopera extracomunitaria e quindi fuori dai confini europei. Quindi pensiamo e speriamo che dopo il 15 di giugno vi sia questa possibilità che le aziende agricole usufruiscono di questa manodopera, che è una manodopera specializzato. Dopo il 15 giugno potrebbero arrivare altri 4.000 lavoratori extracomunitari. Ovviamente le aziende padovane hanno nuove misure di sicurezza anti-Covid e il decreto legge rilancio prevede anche misure di regolarizzazione dei rapporti professionali di tutti quei lavoratori presenti regolarmente sul nostro territorio. La vera svolta però, spiega la CIA, è rappresentata dalla reintroduzione dei voucher semplificati agricoli. Le aziende del settore primario infatti devono fronteggiare i danni subiti dai mesi di lockdown, che non ha risparmiato nessuno, nemmeno gli allevatori e i produttori di latte. Oggi le aziende agricole zootecniche, soprattutto quelle che hanno produzione di latte, hanno ricevuto da parte delle aziende di trasformazione un'ulteriore lettera di riduzione del prezzo del latte di ulteriori 2 centesimi. E se questi li sommiamo per le altre lettere che erano rinvenute all'inizio dell'anno, siamo a una riduzione di circa il 20% in meno del prezzo del latte.